Eccoci qua cari telespettatori, ben ritrovati come vi avevo preannunciato, spazio con lo SPCGIL. In modo particolare abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio Guaggiollo, che è il segretario regionale dello SPCGIL del Veneto. Grazie di essere qui con noi, segretario. Grazie a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, un tema molto interessante. Un tema doveroso da trattare perché purtroppo incombe, anche se stanno cercando di fare dei miglioramenti eccetera, sulle nostre saluti, sulle nostre teste, quello delle liste d'attesa nell'ambito della sanità. Liste d'attesa che sono veramente lunghissime, a volte sono un deterrente pazzesco per fare anche la diagnostica di prevenzione oppure comunque per curarsi per tante persone, ancora di più per le persone anziane. Ci sono dati che voi avete diffuso a livello regionale, anche se non sbaglio in presenza dell'assessore? No, noi abbiamo fatto un incontro con l'assessore e poi abbiamo fatto una conferenza stampa in cui abbiamo presentato questi dati. Sì, ufficialmente. Questa ricerca che è stata fatta. Sì. Liste d'attesa e percorsi di tutela. Percorso di tutela è una strategia che potrà essere adottata, ne parleremo dopo, quindi seguiteci bene perché sarà anche molto importante. Liste d'attesa invece, vediamo un attimo questa indagine che avete fatto a livello unitario insieme anche all'FNP e alla UILP, che cosa si estrapola, che cosa ne emerge? Emerge il fatto che le persone che hanno risposto al nostro questionario online, e che sono state anche molte, sono state circa 3.300, ci hanno detto che i dati in loro possesso sono ancora molto lontani dalla risoluzione del problema. Abbiamo sentito diverse volte la Regione dire che o era un problema semplicemente percepito o in realtà comunque era un tema in via di risoluzione. Quello che ci hanno detto, lo vediamo dalla slide, è che ben il 69% delle persone che ci hanno risposto non sono riuscite negli ultimi 6 mesi ad avere la prenotazione da parte del CUP rispetto a quelle che erano le prescrizioni. Soltanto il 31% ci sono riuscite e anche in questo 31%, però una fetta importante, oltre il 50%, non è riuscita ad averla nei tempi della prescrizione così come indicata. In particolare le classi di priorità che hanno maggiori problemi sono la classe D e la classe P, cioè quelle a 30 giorni e a 60-90 giorni. E questo è un dato che ci preoccupa molto, anche perché se poi andiamo a scendere per i rami, come si dice, vediamo che molti cittadini del Veneto non sono ancora stati richiamati e molti di loro alla fine hanno deciso una delle due strade che non dovrebbero essere seguite, e cioè quella di o pagarsi la prestazione o non curarsi. Non è che sia il fatto di non dovrebbero essere seguite. Lo intendo esattamente dal punto di vista che il servizio pubblico in realtà dovrebbe garantire queste prestazioni secondo le classi di priorità che i medici o gli specialisti indicano nella ricetta. Infatti questo è molto importante. No, ci sono numeri importanti perché a parte il fatto di prenotare a pagamento, qua abbiamo 2.107 persone e non è poca cosa, è anche il rinunciare in qualche modo alle cure sanitarie, che è altrettanto pericoloso, perché poi se c'è una patologia, deve essere stata una patologia in atto e questa poi va a degenerare, costa ancora di più per il sistema sanitario, e quindi quando vediamo sotto quel numero evidenziato in giallo dobbiamo metterci un'allerta, oltre al fatto che il 57% non è stato richiamato. Allora, per spiegare le slide successive, indica quello che lei accennava prima, le classi di priorità, no? In modo che ciascuno può anche rendersi conto, possiamo anche fare informazione in base alla classe di priorità che viene indicata dal medico, si può capire entro l'ambito in cui essere chiamati o non essere chiamati.
Diciamo che questo è quanto prescritto. Quando uno specialista, un medico prescrive una prestazione, sia che sia una prima visita, sia che sia una prestazione, diciamo, di diagnostica, dovrebbe indicare nella ricetta una delle 4 priorità, quindi o la priorità U, o la priorità B, o la priorità D, o la priorità P. Come vedete scritto, U, B, D e P sono delle sigle che stanno a indicare più o meno l'urgenza del tema. La U vuol dire che la prestazione dovrebbe essere fatta entro le 24 ore, la B entro 10 giorni, la D entro 30 giorni e la P entro 60-90 giorni a seconda della prescrizione. Questo dovrebbe essere indicato in tutte le prescrizioni. E quindi nel momento in cui poi il cittadino si rivolge al CUP, il CUP automaticamente sulla base di queste indicazioni dovrebbe avere l'agenda per poter rispondere secondo le classi di priorità. Esatto, Questo evidentemente non avviene. Tanto più nelle classi di priorità, quelle considerate meno urgenti. In realtà dal questionario e dalle risposte che noi abbiamo avuto anche sulla priorità B in particolare, cioè quella entro 10 giorni, a noi risulta che ci sia ancora molto da fare. Infatti il 69% di chi ha avuto priorità B non è riuscito ad avere la prenotazione nei tempi indicati. La Regione però ci dice che nell'incontro che abbiamo avuto il 15 giorni fa, ci dice, e questo è tutto naturalmente da verificare, che in realtà sulla priorità B l'emergenza potrebbe essere rientrata. Certamente per la prima volta, devo dire, la Regione ci ha detto che invece, ha riconosciuto che invece almeno per la priorità D e la priorità P il problema delle liste d'attesa è ancora un problema assolutamente aperto e che non ha trovato a oggi una soluzione. Collocazione, assolutamente no, questo non c'è, è vero. Poi voi siete riusciti anche a fare dei distinguo per quanto riguarda le USL di appartenenza, per vedere dove, eccole qua, si è riusciti a prenotare o non si è riusciti a prenotare. Che cosa ne è emerso? Chi sono i più bravi della classe e quali invece, per modo di dire, perché non è poi legato a diversi parametri, fattori, penso anche alla disponibilità di personale, tra l'altro. Ma infatti il tema non è tanto il fatto di fare una scala dei più bravi e dei meno bravi, è prendere atto purtroppo dai dati che si vedono che in tutte le 9 realtà, in tutte le 9 ULSS del Veneto siamo ancora molto lontani dall'avere una risposta soddisfacente. Pensiamo che solo la ULSS di Rovigo riesce a stare sotto il 50% di non risposte, tutte le altre vanno ben oltre, quindi è evidente che il tema è assolutamente generale. L'abbiamo detto in tante occasioni, qua i temi sono sostanzialmente 2. Una, la mancanza di personale per un po' tutte le specialità sanitarie, gli specialisti sanitari, i professionisti sanitari, e dall'altro il tema delle risorse. Noi crediamo che le risorse messe a disposizione, le risorse economiche, non siano sufficienti per garantire un livello di sanità adeguato ai tempi, perché in realtà, lo abbiamo già detto in altre occasioni, il fatto di avere una popolazione che per fortuna vive di più, però vuol dire che aumentano anche le cronicità, aumentano anche le pluripatologie e quindi ha bisogno di avere delle risposte maggiori e migliori da parte del servizio sanitario, e questo è uno dei dati che dimostra questa cosa. Da questo punto di vista
è giusto dire che nell'ultimo incontro fatto con l'assessore regionale ci è stato detto che la Regione nei prossimi mesi metterà a disposizione circa una ventina di milioni, non di risorse della Regione, ma di risorse che derivano dal Fondo Sanitario Nazionale, per provare ad aggredire anche le priorità in particolare della categoria D. Staremo a vedere, noi crediamo che insomma non sia ancora sufficiente e soprattutto, ribadisco, dovrebbe essere una cosa strutturale, non una cosa che si fa solo perché oggi viene riconosciuta un'emergenza. Assolutamente, almeno portarle in regola, in linea. Quando però bisogna ovviare a questo problema, voi avete anche studiato, avete trovato che ci sono dei percorsi alternativi, il cosiddetto percorso di tutela. Eccolo qua. Questo è previsto dal piano nazionale. Si può accedere quindi alle prestazioni specialistiche, ma come, in che termini, ed è riconosciuto poi o è una cosa aleatoria? Allora, questo percorso di tutela nasce da un decreto legislativo ancora del 1998 che in realtà è tuttora vigente a tutti gli effetti, secondo tutte le ricerche che abbiamo fatto. Questo decreto legislativo dice che qualora le ULSS non siano in grado, con i sistemi diciamo normali, di rispettare le clausole previste per quanto riguarda le classi di priorità, il cittadino può chiedere alla Direzione Generale della ULSS di farsi carico del tema e quindi di prenotare la prenotazione con altri sistemi, in particolare cita esplicitamente le prestazioni in libera professione intramuraria, del cui costo però devono farsi carico le stesse ULSS e quindi porre il cittadino solo nella condizione di pagare il ticket qualora debba farlo, perché se è esente nemmeno questo. Questa è una procedura che in realtà non è mai stata pubblicizzata, la Regione del Veneto non ha mai, che noi sappiamo, nemmeno mai fatto un atto di recepimento con le clausole attuative. Però esiste ed è una legge ed è un decreto nazionale. Però il cittadino a questo punto, se non è stata attuata, ma non è riconosciuta, è rischioso per il cittadino chiederla? No, non ha nessun dice, voglio fare rischio. No, ecco, il tema è questo. Noi non diciamo al vediamo la slide del percorso di tutela in Veneto. Sì, noi non diciamo al cittadino vai tranquillamente dal privato, paga e poi chiedi il rimborso, perché questo costituirebbe un rischio. Noi abbiamo predisposto, e lo si può trovare nelle nostre sedi, una lettera, una raccomandata da inviare al direttore generale e per conoscenza al presidente della Regione del Veneto e agli assessori alla sanità e sociale, all'assessore alla sanità e sociale della Regione del Veneto, in cui si spiega la propria condizione, si dice io ho fatto tutta la procedura che dovevo fare e prendo atto che i tempi non sono stati rispettati e quindi chiedo l'attuazione di questa norma. Quindi in realtà non c'è nessun rischio in questo per il cittadino. Quello che abbiamo visto però è che basta questo semplice atto perché le ULSS si attivino. È chiaro che questa cosa ci dice che chi riceve le segnalazioni sa bene che il tema c'è e che dovrebbe trovare una soluzione. Però di fronte a una condizione come quella che abbiamo, noi crediamo che in questo momento sia la risposta più utile e più necessaria. Dopodiché è chiaro che noi come sindacato continueremo, avremo un incontro anche la prossima settimana con la Regione, a lavorare perché
la soluzione diventi strutturale, non siano costretti i singoli cittadini in qualche maniera a mandare la raccomandata per dire guardate che siete inadempienti rispetto alle norme di legge. Però in questo momento crediamo che serva proprio per tenere alto l'attenzione sul tema e per smuovere una situazione che altrimenti rischierebbe di rimanere là. Ecco, io vedo che lei tra l'altro ha un modulo anche della raccomandata, però per avere questo modulo, per capire cosa fare, perché magari non tutti quelli che ci seguono hanno la capacità o anche insomma, la pratica di farlo, ci sono le vostre sedi che adesso magari vediamo nella slide se volete prendervene giù nota, oppure mandando una mail per prendere un appuntamento per avere, oppure per ricevere anche via mail il modello della slide, il modello della raccomandata, no? Non c'è nessun problema da questo punto di vista. Queste tra l'altro sono le nostre sedi a livello provinciale, però in realtà noi abbiamo la fortuna di avere un radicamento molto capillare nel territorio, per cui non dico in tutti i comuni, ma in moltissimi comuni del Veneto noi siamo presenti e quindi basta anche solo fare una telefonata a uno dei numeri che vedete qua nella slide e vi sapranno indicare immediatamente qual è la sede più vicina a cui rivolgersi. Fare riferimento, quindi questo è importante. Questa situazione, quindi quella delle liste d'attesa, tra l'altro il fatto anche di queste prestazioni di una sanità che un po' arranca, ma anche perché manca personale. Voi avete chiesto anche un dialogo, avete avuto questo tipo di confronto, ma che prospettive sono state date? Beh, chiaro. Perché proprio resta comunque il fatto che non ci sia personale sufficiente e poi parliamo anche del PNRR che creerà dei nuovi percorsi, si spera anche più agevoli, però non è previsto anche lì la nota del personale, delle persone. È evidente che il tema del personale non lo risolvi in poco tempo, perché come abbiamo detto in molte altre occasioni la programmazione che è stata fatta non è stata una programmazione sufficiente, le università non stanno sfornando, come si dice con brutto termine che a me non piace, un numero di professionisti sufficienti rispetto allo stesso ricambio generazionale e quindi ci vuole del tempo. Alcune cose sono state dopo la pandemia in qualche maniera attivate, soprattutto si è cominciato a prendere atto che quello che dicevamo da tempo era una cosa assolutamente vera e quindi qualche iniziativa è stata fatta. È chiaro che bisogna da un lato avere questa idea di prospettiva, e cioè serve più personale medico, più personale infermieristico, più specialisti per la sanità pubblica. Serve anche valorizzarli dal punto di vista professionale. E serve incentivare i giovani perché possano accedere ai percorsi universitari e ai percorsi anche non universitari, perché ricordiamoci sono anche le figure di OS o le figure amministrative che sono comunque fondamentali per far funzionare la macchina della sanità. E dicevo, però serve fare tutti questi investimenti. L'altro grande tema è quello che dicevamo prima: per fare tutto questo servono più risorse economiche e là c'è un problema che vale per tutta Italia e vale anche per il Veneto. La cosa che noi vorremmo sottolineare è che è sicuramente un tema che vale per tutta Italia. Il finanziamento, quello che è stato deciso anche nell'ultima legge di bilancio da questo ultimo governo, ma non è solo questo, insomma, è totalmente inadeguato secondo tutti i parametri
La Regione deve anche fare uno sforzo di suo, perché alcune altre regioni integrano per quanto possono il bilancio della sanità anche con risorse proprie, e questo sarà uno dei temi del futuro. Esatto, che andremo a vedere anche in futuro, poi ne parleremo dopo naturalmente in autunno. Io la ringrazio Ugo Giolo di essere stato qui con noi, di aver fatto chiarezza anche su questo aspetto, e naturalmente io vi invito a rivedere anche questo stralcio di puntata sul nostro sito internet, ringraziando lo SPCGL di questa collaborazione. Questo è l'ultimo appuntamento che avevamo fresco, poi durante l'estate ci saranno molto plausibilmente delle repliche, però poi ricominceremo con settembre, facendo il punto un po' della situazione nei vari ambiti. Parleremo anche di tante altre problematiche che sono sempre aperte e non sono ancora risolte. Vi lascio alla pubblicità e poi continua la nostra trasmissione.